Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace, il perdono, la gioia di Dio che è nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Eccellenza Reverendissima, Signor Sindaco, autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, cari confratelli sacerdoti e diaconi, carissimi fratelli e sorelle, a tutti voi il più cordiale benvenuto e il nostro grazie. Un saluto ed un grazie particolare intendo rivolgere ai membri dell'Associazione Santa Marina e a tutte quelle persone, in primis i portatori delle statue, che a vario titolo hanno costruito giorno dopo giorno, con sacrificio, pazienza e meticolosità, questa festa nel suo complesso. La festa patronale non è soltanto una tradizione da custodire o un appuntamento da rinnovare. È il giorno in cui una comunità riscopre la propria identità, si riconosce un unico popolo e affida il proprio cammino alla protezione della sua patrona. Attorno all'altare cadono le distanze, si superano le appartenenze e prevale ciò che davvero conta: essere figli dello stesso Padre e fratelli tra noi. Viviamo un tempo attraversato da guerre, violenze, divisioni e contrapposizioni che sembrano insinuarsi anche nella vita delle nostre comunità. Avremmo potuto, come il popolo di Israele in esilio, appendere le nostre cetre ai salici e lasciare spazio allo scoraggiamento. Abbiamo invece scelto di continuare a cantare la speranza, di ritrovarci in preghiera e di credere che il Vangelo abbia ancora la forza di costruire fraternità. In questi giorni di festa abbiamo voluto fare nostro l'invito che Dio rivolge al suo popolo attraverso il profeta Geremia: cercate il bene della città e pregate il Signore per essa, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. È una parola quanto mai attuale. La pace della città non è responsabilità di pochi, ma vocazione di tutti. Il bene comune nasce quando ciascuno, con umiltà e senso di responsabilità, offre il proprio contributo per edificare relazioni fondate sul rispetto, sul dialogo e sulla giustizia. Per questo la nostra preghiera a Santa Marina si fa anche impegno concreto, perché Polistena sia sempre una città più vivibile, accogliente e unita. Una comunità capace sterile, di ricucire le ferite, di valorizzare le differenze come ricchezze e di educare le nuove alla cultura dell'incontro e della pace. Eccellenza, la ringraziamo di cuore per aver voluto presiedere questa solenne Eucaristia. La sua presenza è per tutti noi motivo di gioia e di incoraggiamento nel cammino della fede. Affidiamo all'intercessione di Santa Marina la nostra città, le famiglie, i giovani, gli anziani, gli ammalati, quanti esercitano responsabilità istituzionali e ogni cittadino, perché il Signore ci conceda il dono della concordia, della giustizia e della pace. Fratelli e sorelle, da questi motivi e sentimenti che intercettano quello che ognuno di noi porta nel cuore, abbiamo ancora una volta la misericordia di Dio, fonte di pace e rinnovata capacità di scegliere e operare il bene. Confesso al Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, peccato per pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, nessuna cosa subito, la creata
Signore Dio nostro. Dio onnipotente, ricordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ogni anno ci allieti con la memoria festosa di Santa Marina, concedi a noi che la veneriamo in questa celebrazione di imitarla nella santità della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Siracide. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui e la vostra ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei Suoi benefici, nella felicità eterna e nella misericordia. Voi che temete il Signore, amatelo. I vostri cuori saranno ricolmi di luce. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione e protegge coloro che lo ricercano sinceramente. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei Suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Prosperità e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Saldo è il suo cuore, confida nel Signore, egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalza nella gloria. Beato l'uomo che teme il Signore. Dalla lettera di San Paolo ai Colossesi. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda, con salmi inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Già la nostra presenza attorno all'altare, lo ricordava Don Pino all'inizio, è un segno di grande comunione. Siamo tutti attorno a questa presenza del Signore che l'altare ci ricorda, è Lui che ci unisce, ci convoca, ci chiama, ci avvicina e ci fa stare insieme. È sempre una grande lezione per i credenti, per chi fa parte della Chiesa, ma anche un grande segno anche per il mondo. Oggi lo è anche per Polistena, la nostra città, che fa festa della memoria festosa di Santa Marina. Abbiamo ascoltato una parola che straricca, veramente c'è un'overdose di messaggi. Dovremmo meditare ore e ore, ma possiamo farlo, si può metabolizzare nel tempo questo. Domani possiamo tornarci sopra su quello che abbiamo vissuto da tutti i punti di vista, sia il cammino percorso finora, la preparazione che è stata realizzata, le tappe di avvicinamento, sono tutti passaggi che educano il cuore, aprono la mente
ci aiutano a cogliere sfumature che Dio ci dona, ma anche affinare uno sguardo nelle relazioni interpersonali che ci permettono appunto di cogliere delle novità. Dio sempre interviene nella nostra vita e ce ne regala qualcosa di nuovo. Condivido qualche piccola riflessione che mi ha toccato oggi nel prepararmi, e anzitutto viene ribadito, e anche il Salmo ci invitava a fare questo, dove si diceva che è beato colui che teme il Signore. È una cosa un po' strana, non è immediato comprendere cosa vuol dire temere il Signore. Il timore di Dio, che è proprio il leitmotiv della prima lettura che abbiamo ascoltato, il libro del Siracide, cioè è il libro di un sapiente che parla, colui che dice le cose perché ha fatto esperienza, ha toccato con mano, è un uomo che ha vissuto la prova, come Santa Marina, come ognuno di noi, e questo diventa strumento di sapienza. Si scopre l'importanza del timore di Dio, uno dei 7 doni dello Spirito Santo è messo all'ultimo, ma questo non vuol dire che non sia importante, anzi forse è il punto più elevato, è segno della sapienza più profonda, che è un atteggiamento non negativo di paura, ma è un atteggiamento in realtà di fiducia, che è segno e espressione di amore. Ed è proprio chi vive l'atteggiamento del timore di Dio è colui che prende sul serio il Signore, ne tiene conto della sua persona, della sua presenza, della sua parola, di quello che Lui ci dice, di quello che ci ha donato. Lo mettiamo dentro la nostra vita, lo mettiamo in gioco, non lo lasciamo fuori gioco, in panchina, ma lo portiamo dentro il nostro vissuto, dentro le nostre esperienze, anche dentro le nostre prove. E lì troviamo una nuova sapienza, uno sguardo più profondo. E questo ci permette di riconoscere che vale la pena non abbandonare il Signore, non allontanarci da Lui quando c'è un momento di fatica. Una delle grandi tentazioni, che sono delle beffe per noi umani e cristiani, è che quando succede un problema me la prendo con Dio, mi allontano da Lui, mi chiudo a riccio, non mi metto più in ascolto di una parola perché mi sento ferito, magari perfino tradito da Dio. E in realtà il Signore è lì il momento in cui feconda la nostra fede, la rende più vera, più profonda, più pura, più utile, più capace di illuminare la nostra vita e aiutarci a stare dentro la prova come un'occasione di crescita, di maturazione, diventare più umani, più cristiani. Ecco, allora Santa Marina ha vissuto sicuramente questo. I santi non sono quelle figure che mettiamo sulle statue, sugli altari e che guardiamo lì con un pizzico di ammirazione e forse anche con un senso di distanza, nel senso che noi non saremo mai come loro. Non è proprio così, anzi sentiamo che anche noi siamo invitati a rivestirci della sapienza, della fede, dell'amore, della capacità di prendere sul serio Dio che hanno vissuto queste persone. Rivestitevi di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di sopportazione, di perdono. Questo ci veniva detto da San Paolo. Ma che cosa sono queste cose se non i colori della santità? E tutti vengono sintetizzati da quell'unico grande colore che mette tutto insieme, che è il bianco. Il bianco, lo sappiamo bene, è l'insieme, se ci sono diffrazioni, di tutti i colori, come fosse un arcobaleno. Ed è interessante dove siete vestiti con questo vestito bianco, è un bellissimo colpo d'occhio. Guardate che questo vestito non è semplicemente per distinguerci dagli altri perché siamo dei portatori, è bellissimo questo riferimento. Siamo rivestiti della veste bianca, che è la veste del credente, è la veste del battezzato, è la veste del cristiano, è la veste del neofito. Rivestitevi. Questo tra l'altro è stato il grande messaggio che abbiamo incontrato alla conclusione dell'anno giubilare e poi l'abbiamo ritrovato durante il cammino quaresimale, il messaggio che ci siamo
regalati per trovare motivazioni, stimoli, per arrivare rinnovati alla Pasqua, proprio era questo l'invito: rivestiamoci di tutti questi sentimenti che non fanno altro che colorare la santità nella nostra vita, ma dicendolo in modo diverso trovano sintesi nella carità, che poi sappiamo che questo trova carne nella persona di Gesù, nel suo amore per noi, nel suo donarsi pienamente per la nostra salvezza. E allora siamo qui per celebrarlo stasera con una rinnovata consapevolezza e ancora una volta sentendo che la santità è qualcosa che ci riguarda, con queste pennellate molto semplici ma quanto mai importanti: amati, diceva San Paolo, per essere capaci di una carità che è la forma concreta della santità. E vorrei sottolineare soprattutto tre colori di questo invito che ci veniva fatto. Anzitutto la pazienza, secondo la sopportazione, terzo il perdono. Essere persone pazienti, chiedere questo dono allo Spirito che ci dia la sapienza della pazienza. E la pazienza è la virtù dei forti, è quella virtù che ci permette di poter perseverare nel tempo e così poter costruire qualcosa di vero, di duraturo, che attraverso il tempo e fa maturare i frutti più belli. La pazienza che diventa capacità di sopportazione. Oggi in modo moderno si parla di resilienza, è un'espressione che ha a che fare col mondo della psicopedagogia, ma noi sentiamo che sopportare è un atteggiamento più profondo. Sopportare vuol dire avere la capacità di portare la nostra croce e ci permette di sentire Gesù vicino a noi, perché Gesù porta non solo la sua croce, ma nella sua croce porta le croci nostre, le croci del mondo di oggi, continua a farlo e siamo qui a celebrarlo, a ricordarlo, a viverlo. La pazienza che diventa sopportazione, e poi il top, tutto questo che sfocia nel perdono, la forma più alta della vita cristiana, la forma più squisita della santità, la forma più perfetta per dire che viviamo nella fede, che abbiamo timore di Dio, che siamo diventati persone sapienti e abbiamo il coraggio del perdono. E il nostro contesto sentiamo quanto questo sia quanto mai importante, perché per noi è culturalmente difficile perdonare. Basta una piccola offesa, basta un piccolo problema anche in famiglia fra persone care, basta una piccola contrapposizione, basta una situazione che ci ha allontanati, che ci ha feriti e chiudiamo il discorso, non ci si parla più, non si è più capace di riallacciare un rapporto, non sei più in grado di riuscire a dire parole per far fiorire di nuovo un dialogo. Sentiamo quanto è cristiano il perdono, ma anche quanto è umano, magnifica humanitas, la capacità di perdonare, quello che ha fatto Gesù sulla croce, quello che ha fatto Santa Marina. Lei di fronte all'ingiusta accusa poteva dire no, non sono stata io di questa accusa che mi avete fatto. E invece ha perdonato e questo ha permesso a lei poi di vincere la partita della sua vita, essere capace di testimonianza, di fedeltà al monastero, di fedeltà al portare e a crescere il bambino fortunato che gli era stato affidato e che non le apparteneva. Questo atteggiamento di pazienza, di sopportazione e di perdono, una santità vera, una carità a tutto tondo, una capacità di saper reagire e non chiudersi, di aprirsi anche dopo una ferita, anche dopo un'offesa, dopo anche una calunnia, anche dopo una situazione in cui umanamente può avere toccato il nostro orgoglio, il nostro onore, quell'atteggiamento che non ci permette di ripartire. E allora ecco che Santa Marina continua a incoraggiarci, perché nella quotidianità noi possiamo vivere tutto questo. C'è il Vangelo che ci aiuta ad aprire ancora di più l'orizzonte. Voi siete il sale, voi siete la luce, ma quale sale? Ciò che dà sapore alla vita è appunto questa capacità di andare anche controcorrente, di dare il sapore a quello che è diventato insipido, non sembra avere gusto,
perché magari non c'è gratificazione, ma non c'è un applauso, perché magari non viene riconosciuto quello che ho fatto, il bene che ho regalato, condiviso. Importante allora superare tutto quello che diventa tentazione di mediocrità, di comodità, quell'atteggiamento magari omertoso che non ci permette di prendere posizione dalla parte del bene, del povero, del bisognoso, della giustizia, di ciò che crea condizioni di possibilità per una crescita reale, di un rapporto, di una vita di relazione, di una società, di una comunità, cristiana o civile che sia. Ecco, allora voi siete la luce del mondo. Che bello sentire che si parla di una città sul monte. Certo, possiamo dire qualsiasi paese nel mondo potrebbe essere questo, ma a noi piace applicarlo in modo particolare alla Chiesa, e questa realtà comunitaria, questa assemblea di fedeli, questo anche riunirci insieme come stasera nella gioia della festa. Ecco, sentiamo che diventa un luogo dove la comunità cristiana è chiamata a opere buone. Ma quali sono queste opere buone? Sicuramente sono le porte aperte, non quelle chiuse, perché ci sia incontro. Sicuramente sono quelle di percorrere le strade, perché sia possibile un dialogo. Sicuramente quelle di una uscita verso gli altri, specialmente quando intercettiamo situazioni di bisogno, di necessità. Ed è la scelta del perdono, come accennavamo prima, come strategia vincente, assist che permette di risolvere una situazione incrinata, di aprire una possibilità impensata. Ecco allora che in tutto questo noi chiediamo l'intercessione di Santa Marina. Ecco, nella sua vita travagliata lei non è mai venuta meno nella sua fede, nel suo amore, nella sua fedeltà. Ecco allora che vorremmo che il suo esempio, che noi ricordiamo, celebriamo in questa festa, che è una festa ecclesiale, una festa di comunità, quindi di comunione, dove impariamo fraternità, dove riscopriamo il senso profondo dell'essere battezzati, essere figli amati da Dio ed essere chiamati a una fraternità che non ha limiti per nessuno. Ecco allora, lasciandoci ispirare dal suo esempio eroico, questo ci serva non solo oggi, non solo in questo momento di gioia e di celebrazione liturgica, ma proprio nella vita. Alla fin fine la partita più importante la giochiamo e la vinciamo proprio lì. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza e Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza del cielo, e per opera dello Spirito Santo sia Vergine Maria e sia fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria
Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo la nostra patrona Santa Marina, affidiamo al Signore le attese della Chiesa, della nostra città e del mondo, perché illuminati dal Vangelo sappiamo essere costruttori del bene comune. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché rivestita di misericordia, bontà e carità, come ci ha ricordato l'Apostolo Paolo, sia nel mondo segno credibile di speranza, di unità e di pace, preghiamo. Per la nostra città di Polistena, perché la festa di Santa Marina rafforzi il senso di appartenenza alla comunità, ispiri il rispetto della legalità, il dialogo tra le diverse realtà sociali e l'impegno di tutti per il bene comune, preghiamo. Per quanti hanno responsabilità civili e istituzionali e per tutti i cittadini, perché sappiano anteporre l'interesse della collettività agli interessi personali, promuovendo una società più giusta, accogliente e solidale, libera da ogni forma di violenza e di sopraffazione, preghiamo. Per tutti noi che veneriamo Santa Marina come nostra patrona, perché la sua testimonianza di fede ci renda cristiani coraggiosi, capaci di far risplendere la luce del Vangelo nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nella scuola e nella vita sociale, diventando ogni giorno artigiani di pace e di fraternità. Preghiamo. O Padre, che in Santa Marina ci hai donato un luminoso esempio di fedeltà e di fortezza, ascolta la preghiera del tuo popolo. Fa che, sostenuti dalla sua intercessione, cresciamo nell'amore per te e nel servizio ai fratelli, costruendo una comunità unita e impegnata per il bene comune. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le offerte che si raccolgono durante questa celebrazione eucaristica sono devolute per la parrocchia Santa Famiglia di Garza, di cui questa parrocchia è gemellata.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito nel nome di Cristo possa offrire un sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Signore, nella memoria festosa di Santa Marina, ci ottengano il perdono e la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie, sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Marina ci offri un esempio nella comunione con lei, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi, Santa Marina, nostra Padrona, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. guidati dallo Spirito di Gesù, dalla sua parola, dalla sua preghiera, dal suo amore, dal suo perdono, preghiamo insieme come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donaci unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ogni peccati del mondo
Figlio di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per la Santa Comunione andiamo al posto più vicino. Sotto la scalinata il Vescovo e Don Pino, sul sagrato e lungo la scalinata Don Salvatore, davanti al Samaritano Don Antonino, all'angolo Chiesa Matrice di fronte al Samaritano Don Domenico, davanti al Palazzo Ietto il Diacono Mimmo, davanti all'ingresso del Palazzo dei Corti il Diacono Francesco. Se c'è qualche celiaco davanti al Samaritano.
memoria festosa di Santa Marina ci illumini e ci infiammi, perché ardenti dei santi desideri portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Chinatevi per ricevere la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Santa Marina, nostra patrona, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Allora, mentre si svolge il canto finale, ecco, piano piano ci prepariamo per la processione. I sacerdoti svestono la cassola, possiamo spostare l'altare. Signore, ovunque io vada, resta
Allora, cerchiamo di mantenere il silenzio. Approfitto di questo momento per ringraziare Gabriele e tutto lo staff dell'Edicola di Pinuccio che sta trasmettendo sul canale YouTube e sul canale Facebook tutta la messa e adesso l'uscita della processione. La confraternita dell'Immacolata. Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare. Allora, carissimi amici dell'EDP, nell'augurarvi anche una buona serata. Abbiamo appena trasmesso la solenne di Maria Santissima del Rosario. La solenne concelebrazione eucaristica dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Alberti. Approfitto, ha ringraziato me, Don Pino, tutta l'EDP, approfitto per ringraziare Annalisa Regia, Alessia e Michela che stanno dando una grande mano. Ringrazio il Comitato Feste Santa Marina Vergine, soprattutto ringrazio una persona che adesso, a cui adesso passerò il timone, che è il professor Belnava, e vi dirà: Nobile arciconfraternita della Santissima Trinità. Vi dirà un po' com'è nata la teoria dei santi, in che cosa consiste, quante sono le state. Ma grazie, godetevi la teoria dei santi, questo è molto solenne di tradizione della città di Polistena per la festa patronale di Santa Marina Vergine. La parola al professore Belnava, che ringrazio ancora per essere qui con noi. Confraterni del Santissimo Sacramento. Santa Chiara. Canobin in Libano nel 740. A Polistena il 17 luglio è un giorno festivo per la città. Si svolge l'imponente processione con la teoria dei santi. L'effigie della santa patrona è preceduta dalle 26 statue dei santi venerati in città e dal reliquiario contenente una costola della Vergine.
Questo giorno i santi scendono in strada tutti insieme. È il 17 luglio, è la data della traslazione della Santa da Costantinopoli a Venezia. Teoria è una parola antica che viene dal greco e significa corteo, processione solenne. E il corteo qui è impressionante. 24 statue dei santi venerati in città sfilano una dietro l'altra per le vie del centro, precedendo il simulacro di Santa Marina Vergine, patrona di Polistena. È un fiume di volti sacri portati a spalla tra la folla che non si vede quasi in nessun altro posto. Ma che cosa c'è dietro questa processione e questa celebrazione così importante? C'è una storia di dolore, di distruzione, è una storia di rinascita pure. È la storia del terremoto del 1783, un terremoto spaventoso che rase al suolo Polistena. Ma da quella ferita nacque il voto da parte della gente di Polistena, la promessa di portare in processione ogni anno tutti i santi della città accanto alla loro patrona. Il rito è stato praticato fino agli anni 60, poi si è interrotto, ma infine è stato ripreso nel 1998 dall'ultimo parroco Don De Masi. La teoria dei santi è il cuore. È un momento da non perdere. I santi sono in fila per le strade, come promesso più di 2 secoli fa. Santa Marina, conosciuta come Santa Marina di Bitinia, visse nell'8° secolo. E anche qua c'è una storia di dolore dietro alla santità di Santa Marina. La madre muore e il padre si fa monaco per il dolore e lascia la figlia da sola. Ma per stare vicino al padre monaco, Marina si traveste da uomo e con il nome di Marino entra nello stesso monastero del padre. E qua c'è una storia molto complessa che sembra una storia di sconfitta, ma sconfitta non è, perché Santa Marina vince la sua battaglia con il mondo. Santa Marina accetta una colpa che non è sua, per umiltà. Oggi Santa Marina è venerata come santa patrona di Polistena e copatrona di Venezia. La sua storia è stata tramandata nel corso dei secoli. Il padre è in convento, ma pensa sempre alla figlia lasciata da sola a casa. E allora chiede al padre priore di poter avere il figlio in convento con lui. Non dice che è una figlia, naturalmente. E così Marina diventa Marino e si trasferisce in convento. Fa una vita zelante, una vita ascetica e quindi si affina nel corpo e nello spirito. È molto stimata in convento. Dopo poco tempo
Santa Rita da Cascia, Fra Marino deve uscire con altri frati e la sera si ferma in una taverna. La figlia del locandiere però viene stuprata quella sera da un soldato di passaggio e quando si scopre incinta la ragazza si giustifica col padre dicendo che è stato Fra Marino lo stupratore. Naturalmente il padre va al convento e accusa Marino, il quale potrebbe discolparsi facilmente, ma pensando a Cristo, che si è addossato tutte le colpe di tutta l'umanità, anche lei si addossa a questa colpa della quale è estranea. E così quel monaco, Fra Marino, che era così stimato, era un monaco modello, finisce nel fango dell'ingiuria. Ovviamente viene punito e viene espulso dal monastero, ma si occupa anche del bambino che le viene affidato ed è obbligato ad accudirlo. Marina naturalmente rimane vicino al convento in una grotta dove passa la sua vita e con gli scarti del convento continua a vivere e a portare avanti il bambino fortunato che non le appartiene. Passano 3 anni di stenti e Marina langue nell'elemosina, ma si dedica al suo bambino con tutto l'affetto. I suoi confratelli rimangono colpiti e chiedono con fervore all'abate la riammissione di Marino, concessa a patto che Fra Marino si dedica ai frati nei lavori più servili. Fra Marino non fa una piega, riprende il saio con più zelo di prima, continuando sempre a curare il figlio adottivo. Ma il logorio fisico che ha patito e patisce e continua a patire ancora esige il suo prezzo. Un giorno la trovano morta nella sua cella. Marino ha solo 25 anni, ma è una storia che riempie 2 vite, non una sola. L'ultimo colpo di scena avviene quando i frati, ricomponendo la salma, ne scoprono l'identità e comprendono con enorme dolore l'infamia che Marino ha sopportato in silenzio da quel monaco così umile che era. Si racconta di un primo miracolo, la giovane che l'aveva calunniata, posseduta dal demonio, si accorse al letto di morte di Santa Marina, implorando il suo perdono, e venendo guarita all'istante. Di prodigi operati già in vita se n'era parlato già, ma dal momento della morte i segni straordinari attribuiti a Marina di Bitinia si moltiplicano. Dal 1200 le sue spoglie sono custodite e venerate a Venezia, di cui è compatrona. Santa Marina di Bitinia si festeggia ufficialmente il 18 giugno nel martirologio, nel calendario della Chiesa Cattolica, ma in molte località, come a Polistena, dove è venerata come patrona, si celebra il 17 luglio, come a Polistena, perché si ricorda la traslazione delle reliquie da Costantinopoli a Venezia.
C'è una bellissima preghiera a Santa Marina composta da Monsignore Luigi Guido, un grande predicatore, un uomo di grande cultura, che recita così: in quest'ora di grande tribolazione, con gli occhi pieni di lacrime, fiduciosi, noi ricorriamo a voi, o gloriosa Santa Marina, per implorare protezione ed aiuto. Il nostro cuore geme e sanguina per tante miserie e dolori che da ogni parte ci circondano. Il Signore ci castiga per i nostri peccati, ma per i meriti grandi che avete presso Dio, voi ottenete per il vostro popolo devoto misericordia e perdono. Noi vi preghiamo, o nostra Santa Avvocata, che per vostra intercessione il Signore ci salvi e ci liberi da qualunque flagello, ma specialmente dalla guerra, dalla fame, dalla peste e dalla morte improvvisa. Stendete, o eccelsa eroina, su di noi, sulle nostre famiglie e sui nostri cari, le nostre necessità spirituali e temporali. Difendeteci nelle avversità della vita, sollevateci nelle afflizioni e nelle ore tristi consolateci. E poiché siete l'angelo tutelare della nostra città, voi custoditeci e liberateci da ogni male. Fate, o grande nostra patrona, che noi, fuggendo il peccato sul vostro esempio, possiamo amare Dio e il nostro prossimo, e con la fede ereditata dai nostri padri, da veri cristiani, possiamo santamente vivere e morire. Santa Marina, ricordatevi che Polistena è vostra. Pregate per noi. Noi confidiamo in voi. Alla recita di questa preghiera, Monsignor Paolo Albera, vescovo di Mileto, ha concesso l'indulgenza di 100 giorni. Tutto ciò è scritto nel libro di Monsignor Luigi Guido, La vita di Santa Marina, protettrice della città di Polistena. Davanti alla statua della Santa vi è un reliquario. In questo reliquario viene custodita una costola di Santa Marina con dei frammenti di carne appiccicata. Questa costola ci è stata data per intercessione di Monsignor Valenzise, dell'Arcivescovo Valenzise di Polistena, dall'Arcivescovo di Venezia tanti anni fa. La processione si sta svolgendo ed è arrivata alla fine. Siamo arrivati al nostro santo di Calabria, San Francesco da Paola, e ora siamo al compatrono della città, cioè Santo Rocco.
Subito dopo, Santa Marina chiuderà la processione la teoria dei santi. Le religiose e religiosi, la croce della collegiata con i ministranti, i sacerdoti, la reliquia, Santa Marina Vergine, patrona della città. Dietro la statua le autorità di ogni ordine e grado, amministrazione comunale e autorità. Banda, dietro la banda tutto il popolo. Come edicola di Pinucci ci teniamo a ringraziare Simone Megna e Angelo Fonte per il supporto tecnico, la famiglia Napoli e la gentilissima Gabriella per l'ospitalità e la postazione, la parrocchia Santa Marina Vergine e l'associazione Santa Marina per averci scelto per trasmettere in diretta questo evento e infine un sentito ringraziamento al professore Stellario Belnava per averci accompagnato con il commento durante questa diretta.